benvenuti. Ricominciamo la seconda parte di questa mattinata. Invito qui sul palco Luca Colasuonno e Maurizio Matera di Enea. Con loro avremo la possibilità di capire gli strumenti che Enea sta mettendo a punto come focal point, no, italiano del patto dei sindaci. Riusciremo a capire come sta procedendo la campagna del patto dei sindaci a livello italiano e questo ci dà l'opportunità anche appunto di capire come un impatto di un progetto come Veneto Adapt a livello italiano potrebbe essere facilitare questo percorso e anche questa campagna europea. Quindi vi ringrazio e vi do la parola e se volete intervenire scegliete voi insomma la modalità. Allora, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito a presenziare a questo evento che è decisamente importante e molto interessante sia dal punto di vista contenutistico ma anche per l'ampio coinvolgimento di diversi attori in questi processi di sostenibilità a livello locale. Il ruolo di Enea in questo ambito anzi per l'occasione è stata invitata in qualità di coordinatore nazionale per il patto dei sindaci, che è un programma che necessariamente deve andare a integrare tutte queste iniziative, queste conoscenze e anche i prodotti, il lavoro che è stato fatto con questo LIFE e con gli altri LIFE che Veneto Adapt è riuscita a coordinare, a convogliare in un'unica esposizione, perché è importante non disperdere le energie e le esperienze che sono state fatte. È fondamentale, come hanno detto tutti i relatori precedentemente, adesso non abbiamo tempo da perdere e quindi bisogna puntare tutti uniti verso un'unica direzione, quindi il coinvolgimento deve essere necessariamente unitario e focalizzato a raggiungere i risultati. Come strategia nazionale del patto dei sindaci, Enea ha promosso insieme con l'ufficio patto dei sindaci di Bruxelles e con ISPRA, con l'istituto ISPRA, una sorta di coordinamento nazionale, una sorta di cabina di regia nazionale che vuole intende risvegliare un po', riattivare le energie positive che sono state promosse nella prima fase del patto dei sindaci, che hanno un po' forse vacillato in molti casi nell'ultimo decennio per il calo di interesse su queste tematiche e che adesso vanno assolutamente necessariamente rilanciate. E quindi con l'occasione del lancio del patto dei sindaci 2.0 con i nuovi obiettivi al 2030-2050, anche in previsione del lancio del Fit for 55 che verrà lanciato nell'arco dell'anno, è necessario un'attività di coordinamento sia a livello di governance sia a livello di contenuti tecnici. La roadmap per quest'anno ha visto primi due eventi dedicati, il primo ai supporter del patto dei sindaci e il secondo ai coordinatori territoriali, perché necessariamente bisognerà superare quelle che sono state le difficoltà principali osservate nella prima fase del patto e quindi creare questa rete di expertise, di conoscenze e di operatività attraverso lo scambio di informazioni, lo scambio bidirezionale di informazioni, per cui da un collegamento che da Bruxelles arriva a Roma e poi scende nei territori, allo stesso modo deve partire dai territori con le esigenze che vengono fuori dal livello locale per essere riportate a tutti i vari livelli superiori. Quindi l'attività per il prossimo anno saranno di rafforzare il ruolo di supporter, di coordinatori, di valorizzare
il loro ruolo sia appunto a un livello di governance che quello di raccogliere tutte le esperienze positive da un punto di vista tecnico e operativo per condividerle e mettere a sistema tutte le informazioni e le esperienze che sono state fatte. Un primo passo, ecco, di rilancio da parte di Enea, di un protagonismo di Enea in questo ambito, adesso verrà presentato dal collega Matera, che è uno strumento pratico, operativo per aiutare, per dare un supporto concreto nella stesura e nel monitoraggio dei PAES. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Adesso appunto scendiamo a un livello, chiamiamolo più operativo, sostanzialmente in modo molto breve, non credo di poter in questa sede presentare, diciamo, tutte le funzionalità della piattaforma. Mi interessa soprattutto diciamo, condividere con voi le criticità che abbiamo diciamo, individuato e le risposte che proviamo a dare, quindi le soluzioni che proviamo a dare con questa piattaforma, che è nata all'interno di un progetto ESPA, Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione, è la linea 131 di cui sono il coordinatore. Quindi adesso vedete saltare un po' di slide perché avevo una presentazione molto più lunga, vediamo, dovrebbe funzionare, vediamo un attimo. Ok, perfetto. Allora vi salto un bel po' di roba. Ecco, questa è una slide interessante perché diciamo è stato anche il punto di svolta diciamo, nella fase iniziale di analisi del contesto patto dei sindaci. Vedete sulla sinistra ci sono i dati che riguardano l'Italia, quindi a fronte di una nazione ci sono stati 4.709 sottoscrizioni del patto. Sulla destra invece ci sono i dati complessivi del patto dei sindaci, quindi 59 nazioni, 9.883 firmatari. Questo da un lato per l'Italia la pone, come dire, al vertice è la nazione capofila nel patto dei sindaci, quindi è un dato molto positivo. Diciamo che a questo soprattutto all'inizio, dopodiché che cosa è successo? Diciamo, in questa seconda slide, se vedete l'ultima percentuale, cioè c'è il 21,21% di questi 4.700 hanno monitorato il PAES, quindi sostanzialmente c'è stata, diciamo, parliamo anche di un piccolo fallimento, perché fondamentalmente c'è stata una fortissima adesione iniziale, dopodiché tutta la fase di implementazione e quindi anche di monitoraggio delle azioni in qualche modo risulta ferma. Però un'altra questione aggiuntiva che è importante da condividere, sempre riguardo questi numeri che però raccontano delle cose, possono sembrare freddi, però in realtà ci dicono qualcosa di sostanziale. Questi 4.700 comuni è difficile che siano la somma diciamo, di singole volontà. Cioè, sappiamo che il patto dei sindaci è un atto volontario, cioè si sottoscrive volontariamente. Però è quasi improbabile che ci siano state 4.700 volontà singole. Probabilmente c'è stato un ente, diciamo, sovracomunale che ha guidato queste realtà locali nella sottoscrizione, e non è un caso che nella prima fase la realizzazione del piano è stata anche supportata finanziariamente dalle regioni. Dopodiché la quota, diciamo, regionale, sovracomunale delle province, allora poi le province hanno preso un'altra strada, diciamo, delle province e delle regioni, in qualche modo è andata scemando, e così come è scomparsa la regione, in qualche modo sono iniziati a calare i numeri sulla quota, diciamo, di monitoraggio. Quindi noi su questa base abbiamo iniziato a immaginare qual era la possibile, più che soluzione, diciamo, qual era uno strumento utile per poter rilanciare il patto. Questo è semplicemente un quadro che rispecchia poi di fatto la realtà italiana, perché quando parliamo di comuni italiani
per la maggior parte dei casi parliamo di comuni piccolissimi, quindi sotto i 10.000 abitanti. E questo è un altro punto fondamentale che poi vedremo. Quindi sostanzialmente che cosa esce fuori? Che si parla sempre di governance multilivello. Fondamentalmente le attività che risiedono sul territorio non possono iniziare e concludersi a livello comunale. Non è possibile, quindi sostanzialmente come gli obiettivi a cascata partono dall'Europa, arrivano al Ministero, alle regioni, al Comune, anche i risultati devono risalire questa filiera e ci deve essere in qualche modo, come dire, ci deve essere una congruenza anche dei dati. Questa congruenza purtroppo al momento non c'è perché, vediamo di andare. Vorrei saltare tutta la parte più tecnica sulla definizione degli inventari perché se no salterei, diciamo, la tempistica. Quindi vado un attimo sulla sintesi, ecco qua, diciamo sulle criticità dei piccoli e medi comuni, una difficoltà a reperire i dati sui consumi privati, quindi stiamo parlando del residenziale privato, del trasporto privato, a cui poi si sommano i consumi e i dati sui consumi del comune e quindi si genera un inventario. Questa è una delle grandi difficoltà che hanno i comuni. La definizione stessa dell'inventario, quindi non hanno delle competenze, diciamo, specifiche al proprio interno per una serie di motivi storici, insomma i comuni hanno anche pochissimo personale da dedicare in maniera continuativa, tranne alcune realtà che sono di riferimento. Ce ne sono tante in Veneto, in Emilia-Romagna, ma questo, diciamo, è uno scenario nazionale, quindi riguarda tutta Italia, quindi escludiamo, come dire, i punti di eccellenza. Il monitoraggio quindi diventa carente non avendo, diciamo, queste possibilità. Allora, sostanzialmente che cosa è successo? Che le amministrazioni locali hanno utilizzato competenze esterne per redarre l'IBE, che di per sé non è affatto un male, ben venga, però il punto critico è la disomogeneità nella produzione dei dati, cioè sostanzialmente ogni singolo PAES definisce una sua metodologia, ok? Quindi anzi, diciamo, sicuramente sono tutte corrette, non c'è un errore. Il problema è che sono tante, quindi questa disomogeneità sostanzialmente che cosa produce? Un'impossibilità, ad esempio, di guardare i dati oltre il singolo comune, quindi già se parliamo di PAES di area, PAES oppure con più comuni dentro, questi dati incominciano a non essere congruenti, no? Quindi il nostro goal era quello di standardizzare un metodo di calcolo per quindi garantire una maggiore omogeneità dei risultati in successive aggregazioni, perché stiamo parlando ad esempio soprattutto sulla parte anche, come dire, del clima, ma anche della mitigazione. Se iniziamo a fare PAES congiunti, PAES d'area, immaginiamo scenari provinciali o regionali, avere un unico metodo, diciamo, di calcolo per definire gli inventari è sostanziale. Quindi, diciamo, ci siamo focalizzati su questo goal, poi fornire uno strumento alle amministrazioni comunali che possa, insomma, consentire una maggiore autonomia, anche una maggiore consapevolezza, cioè fondamentalmente il PAES non può essere eterodiretto, gestito da fuori, in qualche modo il comune o la realtà comunque locale ne deve avere contezza, anche se non ha lo strumento tecnico. E quindi il terzo goal è quello di facilitare il monitoraggio, perché una volta che diciamo che c'è uno strumento a disposizione di un ente pubblico, dell'Enea, che mette a disposizione sia dei singoli comuni ma anche delle regioni, in qualche modo cerchiamo di dare una risposta, speriamo che venga colta diciamo, questo strumento, venga utilizzato. A gennaio sarà diciamo, rilasciata, sarà a disposizione delle amministrazioni pubbliche e fondamentalmente è questo diciamo, quello che potrà restituire. Fondamentalmente c'è una base dati dinamica sui
consumi indiretti, ripeto, quindi sulla parte del residenziale privato e del trasporto privato, che insiste sul singolo territorio comunale, quindi impancia la piattaforma a tutti i comuni italiani. Dopodiché c'è una seconda sezione sui consumi del comune, che deve compilare il comune. È stato fatto, diciamo, un lavoro di semplificazione, quindi fondamentalmente il comune dovrà inserire le quantità di energia che consuma cioè sul trasporto pubblico, sul residenziale pubblico, diciamo, sugli edifici comunali. C'è una sezione informativa sui dati delle detrazioni fiscali, quindi gli ecobonus, e sugli APE, che insistono sempre sul comune. Una sezione di buone pratiche, quindi in qualche modo si condividono le buone pratiche, e quella sarà una sezione che dovrebbe crescere con l'utilizzo stesso della piattaforma, quindi qui rientriamo sempre nell'ottica dell'importanza di condividere le buone esperienze, no? Quindi, e metterle a disposizione di tutti. E poi c'è una quota, diciamo, anche di scenario, che può essere quota provinciale o quota regionale. L'obiettivo ideale quale sarebbe? E poi, scusatemi, sto andando a memoria, c'è un'altra sezione dove si inseriscono le azioni che il comune intende realizzare. Azioni che devono essere sempre, abbiamo detto, specifiche, misurabili, quindi che devono poter essere monitorate. In un contesto ideale dove, diciamo, queste azioni del comune sono anche il frutto di una strategia regionale, un'azione comunale potrebbe diventare già di per sé una scheda azione, una scheda direttamente finanziabile dalla regione. Cioè potrebbe diventare uno strumento, come dire, a supporto anche della gestione dei fondi strutturali, per esempio, no? E in un modo assolutamente integrato, quindi, come dire, si potrebbe compiere, potrebbe essere una parte, diciamo, della strategia della gestione multilivello, quindi dove sostanzialmente il comune non è solo, ma definisce delle strategie anche con la stessa consapevolezza che ha la regione. Ecco, questa vabbè, è semplicemente uno screenshot della piattaforma. Qui c'è il comune di Bracciano, poi ci sono tantissime funzionalità, ci sono dei grafici anche dinamici, ci sono, come dice, una dashboard dove può essere ad un primo sguardo si possono vedere quali sono le quote di emissioni di CO2 e la quantità di energia consumata sul proprio territorio, e poi sopra questi box in alto, vabbè, c'è l'anagrafica, ci sono i consumi diretti dove deve inserire il comune i propri consumi, la sezione buone pratiche che anche in alcune buone pratiche è possibile fare delle simulazioni, quindi in qualche modo, come dire, il tecnico comunale può giocare, no, con una scheda e capire qual è l'effetto di un'azione immaginata in termini di riduzione di CO2, e poi c'è la sezione azioni, che è proprio appunto l'inserimento di un'azione ex novo con tutti i campi possibili. Quello che fa, ve lo vedete qui al centro, genera l'IBE o l'inventario. Sostanzialmente, una volta inseriti i consumi diretti, la piattaforma genera l'inventario delle emissioni secondo il format europeo, diciamo, richiesto dalla Commissione europea. Io ho cercato di fare il più velocemente possibile, mi interessava soprattutto, diciamo, farvi conoscere questa nuova piattaforma. Comunque i riferimenti mail sono nome.cognome@enea.it, quindi maurizio.matera@enea.it. Spero di non avervi annoiato troppo, ho finito, grazie. Grazie, grazie. Infatti il tema della confrontabilità degli inventari è sempre stato un problema fin dall'inizio, e all'inizio poi erano successi un sacco di episodi e di città non confrontabili, ma uno dei problemi, quindi penso che questa piattaforma possa essere sicuramente utile per facilitare il percorso soprattutto dei comuni
più piccoli. E l'altro aspetto è quello appunto delle competenze interne sulle quali stiamo lottando da molti anni. E abbiamo visto tantissimi PAES fotocopia, fatti da consulenti, a seconda dei consulenti erano gruppi di azioni diverse, ma tutte uguali, per il blocco di sì, assolutamente, ed il problema è quello, cioè bene o male i tecnici dell'amministrazione, grande o piccola che sia, devono far proprio il piano, e quindi sì, è utile avere il supporto esterno, perché ti permette di avere dei tempi più veloci, ti permette di avere un metodo confrontabile, ma è necessario che comunque i tecnici, i funzionari, chi ha la responsabilità di questo progetto debbano farlo proprio e condividerlo all'interno dell'amministrazione con tutti gli altri settori, perché fare un PAESC significa coinvolgere tutti i settori dell'amministrazione. E quindi non è sufficiente che sia il settore ambiente, che è quello che di solito porta avanti la campagna del patto dei sindaci e poi va a rompere le scatole a tutti i colleghi, no? Perché bene o male siamo visti così di solito. E in realtà è fondamentale che sia realmente condiviso, così come la campagna del patto dei sindaci ti chiede che il piano sia approvato in consiglio comunale, proprio per dare questa validità trasversale. Dovesse cambiare l'amministrazione, comunque è stato il consiglio comunale ad approvarlo, e molto spesso vengono approvati all'unanimità, non dappertutto, ma vengono approvati all'unanimità, e quindi diventa veramente il documento della città, così all'interno dell'amministrazione. Questo non è ancora così assodato, quindi anche le azioni come le vostre sono fondamentali. E poi è finalmente c'è qualcuno che ha il compito di coordinare la campagna del patto dei sindaci a livello italiano, che è una cosa che abbiamo chiesto fin dal 2008. Però i cambi di governo non ci hanno facilitato in questo percorso, perché andavamo a chiedere, cominciavamo un discorso, poi si interrompeva, quindi dovevi ricominciarlo e via così. Quindi sicuramente secondo me è un'azione, la vostra, che è fondamentale. In questo periodo poi di maturità delle esperienze credo che si possa veramente interagire in maniera che sarà utile a tutti. Grazie quindi, grazie.